Buongiorno amici di Io Compro Siciliano e benvenuti ad una nuova puntata di Io Compro Siciliano Chef. Oggi è il 30 maggio e finalmente sembra che l'estate stia per cominciare e tutta questa situazione ci stia facendo anche un po' rilassare un attimino e quindi possiamo cominciare a vivere più serenamente. Io sono Alessia Smile and Food, da cosa lo capite? Tutti mi dicono che regalo sempre un sorriso a coloro che incontro, quindi spero di regalarlo anche a voi e di farvi passare in mia compagnia un'oretta il sabato pomeriggio. Oggi è una puntata dedicata ai siciliani che vivono al nord, perché da ieri che mi capitano da vedere moltissimi video, tra cui l'ultimo che mi ha fatto veramente morire da ridere dei Sansoni sul ritardo perenne dei siciliani. Bene, io vorrei capire se anche i siciliani che stanno al nord si sono adattati a non ritardare oppure no. E quindi oggi ho voluto invitare per farmi compagnia, perché sapete che sono una chiacchierona terribile, un amico che è siciliano, che insieme ad altri ragazzi ha aperto un locale molto alla moda a Milano che si chiama Slow Sud. Questi 5 ragazzi del sud ci hanno reso veramente molto orgogliosi in quest'ultimo periodo, perché avevano deciso di chiudere il ristorante come era stato imposto dal governo, però poi hanno avuto la meravigliosa, la stupenda e generosa idea di riaprire per servire dei pasti decenti e quindi dei pasti siciliani e cucinati con amore a medici e infermieri degli ospedali di Milano, invitando anche altri colleghi a fare lo stesso. Io, se fosse possibile, vorrei invitare Umberto Pavano, perché voglio condividere con lui questo spazio e andare avanti con la nostra diretta insieme per cucinare e divertirci. Umberto, ci sei? Eccomi, ciao, ciao, come Ciao, stai? benvenuto. Benvenuto Grazie, nella mia cucina. grazie e voi benvenuti nella mia. Ah, grazie. Io so che sono stati moltissimi benvenuti nelle vostre cucine del locale Slow Sud, perché voi siete stati veramente un orgoglio per tutti noi. Guarda, io che sono Grazie. mamma, spero un giorno di essere orgogliosa dei miei figli, come sicuramente saranno le vostre mamme, perché avete portato in alto il nome del Sud, regalando ogni giorno i vostri piatti a medici e infermieri che hanno dato veramente il massimo in Sì, questo sì. periodo doloroso. Sì, sì, esatto, guarda, è stata una bellissima iniziativa, in realtà ci siamo anche un po' quasi divertiti nel farlo, perché lo abbiamo fatto assolutamente con piacere, con nessuna prospettiva di ritorno economico, di qualsiasi cosa, anche perché il cibo è stato regalato fin dall'inizio. Qualcuno ci ha Certo. provato a pagare, vi dico la verità, qualche medico, dopo che abbiamo consegnato tutta quella marea di cibo, mi fa dai, tieni, prenditeli 50 euro. Faccio no, ascolta, assolutamente no, tieniteli. Insomma, l'abbiamo fatto con molto piacere, anche perché nei giorni cruciali abbiamo visto un po' le immagini nei telegiornali, come stavano vivendo male, turni stressanti di ore infinite, 16 ore al giorno, per mangiare si mangiava qualcosa alla macchinetta al volo. Certo. Come tu mi insegni, un terrone, quando vede qualcuno che ha bisogno, cioè a cui farebbe piacere ricevere del cibo, non si tira mai indietro. Allora, da buoni Diciamo che la terroni, prima domanda che una mamma terrona, esatto, ha la prima mangiato. domanda che la mamma terrona fa a un figlio, hai mangiato? Esattamente, esattamente. Noi andavamo lì in ospedale a chiedere ai medici, ha mangiato o com'è? E quindi, Vabbè. insomma, è stato molto bello, la loro gratitudine poi ci ha ripagato assolutamente, perché sono stati Ma è il eh, bello del nostro mestiere. Diciamo assolutamente sì. che chi fa il mestiere dello chef, del ristoratore, del pasticcere
o comunque anche dell'artigiano lo fa per passione, e quando tu hai una passione i medici salvano le vite, meno male che ci sono, ma noi che lavoriamo per dare e servire buoni piatti lo facciamo per passione, e siccome siamo anche terroni la nostra passione è proprio è viscerale, e siccome le due domande sono tipiche delle mamme siciliane: ha mangiato? Senti fritto, da conmigliato? Ecco, quindi queste sono le domande caratteristiche. Senti, io oggi ti ho invitato anche perché appunto io lavoro nel turismo e quindi in questo periodo diciamo sono abbastanza a riposo, mentre dovrei essere super stressata con gruppi per le lezioni di cucina e altro. Sto avendo molto tempo di stare a casa, mi sto vedendo la famiglia, i miei figli, l'orto, ma ho anche avuto la possibilità di vedere alcuni video, tra cui quello che proprio mi ha strappato l'anima come a voi. Io questa settimana ho girato un video tutorial su come si mangia il cannolo siciliano, perché un mio amico di New York voleva violentare la cialda di un cannolo siciliano con una forchettina di plastica per mangiarlo, quindi figurati, diciamo, a me mi è venuta la pazzia nella testa e ho fatto un video tutorial su come si mangia. Voi invece avete realizzato un video carinissimo che io ho visto sulla vostra pagina Facebook la disperazione di un rider del sud, quindi terrone anche lui, che ha consegnato una pasta alla norma leggendo nello scontrino senza ricotta. Esatto, esattamente, sì, la storia è proprio questa: un rider fittizio arriva al nostro ristorante, legge nello scontrino norma senza ricotta e dice no, io questa non gliela porto, mi rifiuto. Poi ci pensa e dice no, ci vado, perché hai virare nella faccia sto disgraziato, proprio voglio vedere che faccia ha. È vero, e quindi io sono veramente morta da ridere, perché mi sono immedesimata in questa cosa anche dal fatto che appunto avevo visto questo mio amico che tentava di uccidere un cannolo, proprio di violentarlo con una forchettina di plastica. Quindi capisco benissimo il povero rider, avete fatto benissimo a realizzare questo video. Quindi per questo motivo io ho deciso di realizzare con te una pasta alla norma e poi ti chiedo di realizzare per noi un dolce, perché sai, io sono golosa. Guardami. Vabbè. Anche io. Non riesco a rinunciare a un dolce, proprio non ce la faccio. Ma non esiste, ma perché devi? Quindi ti ho chiesto di realizzare con noi uno dei tuoi cavalli di battaglia. Quindi io ho detto all'inizio della puntata che oggi volevo capire se i terroni che si trasferiscono al nord sono puntuali o sempre in ritardo come lo siamo tutti qui al sud. Io oggi sono stata tremendamente in ritardo su tutto e quindi realizzerò la ricetta come lo fanno le mamme e le donne che lavorano e che quindi utilizzano anche dei prodotti che già si sono preparate prima a casa o hanno acquistato per poter essere più veloci a preparare il pranzo per la famiglia. Quindi io accendo l'olio e intanto se tu mi puoi cominciare a raccontare come è nata la vostra esperienza Slow Sud, come vi siete messi insieme, come vi è nata questa idea di servire la pasta alla norma e i tarallucci, perché ho visto anche che Alessandra ultimamente ha fatto anche i tarallucci pugliesi per i vostri amici. Raccontami un po'. Allora, noi praticamente siamo un gruppo di 5 amici da tantissimi anni. Con 2 dei miei soci praticamente siamo stati a scuola elementare insieme. Considera che adesso abbiamo 32-33 anni a testa, quindi si parla di un'amicizia che va indietro nel tempo. Venendo qui a Milano poi abbiamo conosciuto anche Andrea e Alessandra, che sono rispettivamente di Catania e di Foggia, e avevamo voglia, c'era qualcosa che mancava, ci mancava tantissimo la cucina delle nostre mamme, delle nostre nonne. Certo. E allora abbiamo detto, senti, apriamo sto ristorante e quindi niente, questo 5 anni fa, 2015, abbiamo deciso di abbandonare i nostri precedenti.
Vai. Ho un dilemma. Uso Dimmi. Amulinciana Risita o Amulinciana Niura? Ma guarda, secondo me vanno bene entrambe, non c'è alcuna anzi facciamo metà È e una metà. risposta troppo diplomatica. È vero, sono molto diplomatico io. Usiamo la viola. Perché La viola. devi capire, la Mulinciana Risita è Sì, importantissima per i catanesi e ti è spiego vero. perché. Perché tanto tempo fa io lavoravo al mercato di Catania, avevo una bancarella in cui vendevo frutta secca e legumi e vedevo sempre le signore catanesi che andavano a cercare la mulinciana viola per cucinare Sì. e non quella nera. A Catania c'è un business pazzesco sulle mulinciane viola perché ne vendono in un cestino una mulinciana a 3 euro, periodo di Natale, e poi 3 mulinciane liure, traduco mulinciana uguale melanzana, le vendono a 1 euro. Allora un giorno ho chiesto a una signora, ma perché compra quelle viola che costano di più e non quelle nere che costano di meno? Ad un insirica, vero? E io ho detto no, perché tu non lo sai la storia, vero? Tu sai la storia della norma? E io, sì, certo che si fece la prima volta quando Bellini si esibì la prima volta al teatro, di qua e di là, e lei sì, perché sono visto a Mulinciana, questa viola, si chiama Mulinciana Risita. A Mulinciana Risita significa la melanzana di seta, significa che tu quando la tagli e la friggi è tanto delicata che sembra di seta e quindi questa è diversa dai Ghida Niura. Ghida Niura usata sarà usa a Palermo e così, hai capito? Quindi c'è una grande differenza tra queste due. Ora, io uso sempre quella nera per fare la caponata, perché la caponata, dato che prevede le melanzane tagliate a cubetti, assorbono meno olio in frittura e rimangono croccanti. Per la norma ormai mi sono convertita all'uso catanese della mulinciana di sita. Proviamo a farla insieme con questa, che ne pensi? Sì, assolutamente sì. Dai. Assolutamente sì. No, ma guarda, su questa questione qui discutevamo qualche giorno fa con dei miei amici che effettivamente è difficile in una regione, guarda che bella, è difficile quando si tratta di ricette popolari, ricette tradizionali, trovare un'unica versione che sia autentica. Guarda che meravigliosa. Guarda che bella. È bellissima. Perché qualsiasi ricetta popolare fai 10 km e la trovi diversa. Prendi l'arancino, quante versioni o arancina, quante versioni ne esistono in Sicilia? Tantissime. Se uno va a cercare la ricetta autentica non la trova, perché a Palermo ne hanno una, a Siracusa ne abbiamo un'altra, a Catania ne hanno un'altra ancora. Cioè è impossibile stabilire una sola. Però non vuol dire che una sia inferiore e una superiore, sono tutte ricette buonissime. Ma io ti ho sentito dire a Siracusa ne abbiamo un'altra, quindi tu sei siracusano, dimmi un po'. Io sono di Floridia, provincia di Siracusa, pochissimi chilometri da Siracusa. Ho vissuto lì fino a 18 anni, poi ho passato un piccolo periodo della mia vita a Ragusa, un periodo bellissimo tra l'altro perché Ragusa è una città splendida, e poi ho lasciato la Sicilia. Assolutamente sì. E poi ho lasciato la Sicilia e sono venuto qui a Milano. Devo dire, non mi insultate, ma devo dire che mi piace stare qui. È una città bellissima. Ma guarda, perché dovremmo insultarti? L'Italia è il paese più bello del mondo. Esatto, noi siamo qui perché come dirti, la filosofia del gruppo Io Compro Siciliano non è quella di denigrare le altre regioni, ma di esaltare la nostra, semplicemente. Quindi anche io amo Milano, ci sono venuta parecchie volte, ho parecchi amici lì, e quindi ho mangiato sempre benissimo, ti devo dire la verità. Non vedo l'ora di ritornarci per venire a mangiare da te. Volentieri, volentieri. Ma invece, scusa, se vieni a Milano vai a cercare la cucina milanese, mica vieni da me a mangiare la cucina siciliana. E che c'entra? Che faccio? E che faccio da siciliana? Non ti venga a scroccare un arancino? Ah, vabbè, allora sì, hai ragione. Scusami, altrimenti che terrona sono?
Vengo da porto te, io. faccio un po' di spionaggio, vedo come le cucini tu, giusto? E allora, Anche perché senti, io ho come si suol dire tagliato... mestiere sa roba con l'occhi, giusto? Io ho tagliato le melanzane sia a cubetti che a fettine. Questo Esatto. perché ci sono molte versioni della norma, però diciamo che per sentire perfettamente i sapori della melanzana, quelle a cubetti andranno mescolate insieme alla salsa Esatto. nella pasta, e poi quelle a fettine invece andrò ad adagiarle sopra a decorazione. Damiano, se mi riprendi la padella, volevo mostrare come è bene friggere. Io dico sempre che per friggere bisogna friggere in abbondante olio di semi, perché tutto ciò che stiamo andando a mettere in cottura deve nuotare nell'olio, perché se non nuota, se la melanzana in particolare non nuota nell'olio e quindi tocca la superficie della padella, assorbirà tutto l'olio e non sarà come piace a noi siciliani, e quindi Esatto. croccante fuori e morbida dentro. Esatto. Inoltre noi siciliani abbiamo un altro vizio bellissimo e meraviglioso: mangiamo stagionale. Quindi non facciamo quasi mai un piatto di melanzane alla parmigiana o una norma durante l'inverno, ma preferiamo farla durante l'estate. Quindi io mi sono trovata un po' spiazzata, sai, durante le cooking class d'inverno, quando logicamente gli americani mi arrivavano e mi dicevano: ma noi vogliamo la parmigiana, ma è inverno, io la parmigiana non la faccio. Sì, ma noi troviamo le melanzane sempre. Sì, anche noi, ma le melanzane d'inverno crescono dentro le serre, non prendono il sole, non sono buone come quelle d'estate. No, ma se sono profumatissime, perché certo, poveretti loro, insomma, sono abituati ad altre cose che non sono quelle siciliane. Allora, poi quando vediamo le melanzane che cominciano a diventare dorate, possiamo benissimo cominciare a metterle in carta assorbente. Io ho già messo anche a bollire l'acqua della pasta, così poi possiamo cominciare a chiacchierare senza avere il pensiero di andare in cottura. Io ho visto anche che voi avete tantissime ricette siciliane, forse la maggior parte sono siciliane nel vostro menù. Qual era la ricetta che i medici preferivano di più mangiare durante le loro pause? Allora, si sono leccati i baffi sia con la norma sia con gli anelletti alla palermitana, quindi il ragù siciliano, quello con la carne, i piselli, la mortadella. Allora abbiamo portato praticamente solo pasta al forno, cioè tutte le paste che abbiamo portato loro erano paste al forno, quindi precotte chiaramente, poi messe in teglia e infornate. Sì. Perché gli dava loro il senso di comunità, come lo dà anche a noi, capito? Il senso di casa, certo. Il senso di nonna, domenica pranzo, queste cose qui. È vero. E quindi assolutamente sono stati ghiotti di questo, e ovviamente dei cannoli, dei cannolicchi. E senti, poi per quanto invece riguarda la vostra riapertura, state già aprendo al pubblico o al momento state facendo solo il servizio di delivery? No, siamo già aperti al pubblico. Abbiamo iniziato prima con il delivery, soltanto con il delivery, quando ancora non si poteva aprire al pubblico, e adesso da due settimane circa abbiamo riaperto il 19 maggio, quindi da quando è concesso dalle normative, dalle direttive, abbiamo riaperto anche in sala. Chiaramente ci sono le distanze fra i posti, la sala ha praticamente un numero dimezzato di coperti, però al momento va bene così. C'è questo momento divertente sempre in cui quando entra un cliente dobbiamo misurare la temperatura, è quasi, cioè, è strano. È un po' invadente. È un po' invadente. Sì. Però insomma bisogna farlo e lo si fa assolutamente. Sicuramente. Io, Umberto, vorrei leggere dei commenti che sono arrivati. C'è una
signorina che si chiama Alessandra Sisti Del Rico, che sarà sicuramente una delle tue socie, che ci dice: di solito dicono che anche io sono siciliana, ti ho visto cucinare i taralli, quindi sei una brava donna del sud. Siciliano o pugliese, noi non siamo razzisti, ma neanche se sono lombardi e veneti, noi amiamo tutti, abbracciamo tutti di cuore, e voi questa cosa l'avete veramente dimostrata alla grande. Quindi Guarda, ti ringrazio Alessandra di cuore anche a te. Ti approfondisco questo commento di Alessandra. Praticamente sì, intanto è la mia socia, la ragazza di Foggia. Lei praticamente negli ultimi... Negli ultimi 6-7 anni ha frequentato solo ed esclusivamente siciliani, quindi ha acquisito l'accento, quasi la cadenza dei siciliani, le vacanze estive le viene a passare in Sicilia. Ma perché noi abbiamo cadenza? No. Ah, come basta. E quindi tantissime persone la scambiano per una siciliana, ma in realtà è più al nord lei. Certo, io la settimana scorsa ho avuto ospite, graditissima, Carmelinda Gentile, che è una famosa attrice siracusana che ha partecipato anche all'Ispettore Montalbano e faceva Bebba. I miei figli sono veramente dei fan sfegatati dell'Ispettore Montalbano, del commissario Montalbano, e praticamente mi dicevano: mamma, ma perché non parla siciliano? Perché ha studiato dizione. Sì, ma è siciliana. Poi finalmente durante la trasmissione Carmelinda ha cominciato a fare dei commenti in siciliano e quindi loro hanno cominciato a riconoscere la sicilianità. Abbiamo, guarda caso, il commento di un mio carissimo amico medico del Policlinico di Catania, Gianluca Albanese, che dice: grande. Questo perché io ho una mamma infermiera, quindi sono veramente particolarmente vicino al corpo dei medici e degli infermieri e tutti coloro che lavorano in ospedale 24 ore al giorno, soprattutto in questo momento di grande bisogno. E appunto Gianluca, siccome è un medico siracusano che però lavora a Catania, magari avrebbe accettato volentieri una bella pasta alla palermitana, una bella norma, fatta bene, anche perché ha una mamma palermitana che cucina spinciunia nel letto alla palermitana da Dio. Quindi un bacione a Gianluca e a Carmela, sua mamma, e tutta la loro famiglia, e grazie sempre per il lavoro immenso ai medici e agli infermieri e tutto il personale dell'ospedale che hanno dovuto fare veramente sforzi abnormi in questo periodo. Senti, ma tu hai frequentato una scuola di cucina o sei un autodidatta? Allora, la mia scuola si chiama Mia Mamma, praticamente. Sono assolutamente autodidatta da questo punto di vista. Ho sempre avuto una grandissima passione per la cucina, un grandissimo interesse. Ho avuto la fortuna di avere mia mamma a casa, che vabbè ovviamente vive giù, da cui ho imparato tantissimo, ho preso ispirazione per un po' tutta la voglia di cucinare che ho adesso. E poi, insomma, come ti dicevo prima, un mestiere si arroba con l'occhio, quindi in tutte le varie realtà, tutte le varie persone, professionisti con cui mi è capitato di venire a contatto nella mia vita, insomma, ho cercato di rubare il più possibile da loro, imparare a destra, a manca, videoricette, canali, blog, di qualsiasi natura. Ma siamo sempre lì, perché c'è la passione. Se c'è la passione si fa qualcosa, se si riesce a connettere passione e lavoro nello stesso rigo della tua vita, sei fortunatissimo. Esattamente. È vero. Allora io sto scendendo. Sì, infatti, vedo che sei a buon punto. Anche a fettine, così poi caliamo la pasta e cominciamo a fare il sugo. Questo le lascio un colore bellissimo, devo dire. Colore bellissimo. E anche il profumo, guarda, è da delirio. Io adesso per fare la salsa di solito
la norma, anche e soprattutto durante i corsi di cucina, la faccio con i pomodori freschi, quindi faccio la salsa con 5 ingredienti, con olio, pomodori, basilico, cipolla e sale. E poi cucino i pomodori per 20 minuti. Oggi però, credimi, ho corso come una dannata e sono stata sempre in ritardo come una classica donna del sud, quindi ho deciso di utilizzare uno di questi due prodotti. Utilizzerò quello che tu mi consiglierai per anche vedere di dare un consiglio ai nostri amici che stanno a casa e magari non hanno ancora la possibilità di trovare pomodori freschi. Io ho una salsa di pomodoro fresco siciliano cucinata solo con 5 ingredienti già pronta, e un pomodoro siccagno di Valle d'Olmo. È un pomodoro però pelato siccagno, quello che cresce proprio senza acqua. Tu cosa mi consigli di usare per i nostri amici? Allora, ti direi il primo che mi hai fatto vedere, anche perché ti confesso che ho riconosciuto la grafica e sono praticamente dei miei sono tuoi vicini. compaesani. Sono i miei compaesani che vanno fortissimo, vanno alla grande, sono bravissimi e quindi mi fido della loro salsa. Sì, guarda, io consiglio sempre, diciamo, i prodotti che io stessa userei per me e la mia famiglia. Leggendo gli ingredienti nell'etichetta posso leggere benissimo che c'è soltanto pomodoro, cipolla, basilico, olio extravergine d'oliva e sale. Quindi praticamente ci sono i 5 ingredienti che io ho elencato. Ed è già una salsa pronta da poter utilizzare e che posso consigliare a tutte le mamme, a tutte le donne che corrono come me, sono sempre perennemente in ritardo. E allora scelgo le altre melanzane, che una già è mezza bruciacchiata ma sarà ancora più croccante e buona, e poi andiamo a preparare il sugo per la pasta. Adesso ti chiederò anche un altro. Dimmi. Vai. Io ho una domanda, il domandone: pasta lunga o pasta corta? Allora, guarda, io per la pasta alla norma, ti devo dire la verità, durante il Covid ho avuto una grande fornitura di pasta da parte di una mia amica che ha proprio il pastificio a Palazzolo, e quindi mi ha dato tantissimi formati. Allora, questa è l'ultima che mi è rimasta, che io compro sempre in questi pacchi giganteschi, perché io ho 2 bambini, che non sono 2 bambini, sono 2 vichinghi, e praticamente mangiano, il piccolino soprattutto mangia pasta agli scampi, la potrebbe mangiare anche tutti i giorni, e il suo formato preferito è la calamarata, quindi io la compro in questi pacconi giganteschi, ecco, così può fare il bis tutte le volte che vuole. Per fare la pasta alla norma io avevo pensato di fare questi rigatoni, o al limite anche le busiate, però mi sembrano un po' più carini i rigatoni, anche perché si somigliano un po' ai maccarruna. Sì. Allora, assolutamente sì, io voto per i rigatoni, anche se ti dico, noi al ristorante nel corso degli anni abbiamo cambiato tantissimi formati di pasta per la norma, proprio perché è una ricetta che non ha un solo formato principe, come magari possono essere la pasta con le sarde. Quindi ci siamo permessi di cambiare formato, e qualche anno fa facevamo la pasta alla norma con le busiate. Le melanzane, invece di tagliarle a cubetti, le tagliavamo a listarelle. Quindi poi alla fine nel piatto tu avevi questi 2 tipi di pasta lunga, uno che era la busiata e uno che era la listarella di melanzana fritta. Quindi poi si attorcigliava insieme nella forchetta ed era buonissima da mangiare. Quindi se nei prossimi giorni ti capita di rifare la norma, prova così, usa le busiate e le melanzane, invece di tagliarle al cubetti, lo sai che ti dico, Umberto? Vengo da te, ti chiamo e tu me la fai, così io non friggo e friggi tu, d'accordo? Certo, l'odore ce lo prendiamo noi, volentieri. Allora, la calo abbondante perché dobbiamo mangiare io e mio marito. Questa è una pasta di un pastificio di Palazzola Creide, che usa grani siciliani, e ha proprio un pastificio in paese, ed è della signora Puisi. Anche lei è una grandissima lavoratrice e ama
quello che fa è un'azienda di famiglia, quindi lavorano all'interno della sua azienda lei, i suoi figli, suo marito, e ci tengono veramente a dare un'alta qualità ai loro prodotti, quindi sono contenta di poterlo utilizzare. Allora, poi andiamo a cominciare la preparazione della nostra salsa. Metto dell'olio di oliva, aggiungo la salsa di pomodoro e mettiamo in cottura il sugo. Poi dopo tocca a te, io mi metto a leggere i commenti, mi siedo e poi cucinerai tu per me un bel dolce. Cosa hai pensato di fare oggi? Allora, pensavo di preparare il bianco mangiare, quindi budino di latte di mandorla, perché è uno degli ingredienti che mi faccio arrivare da giù. Qui a Milano sono assolutamente le mandorle, sì, grazie a un'azienda di Avola che si occupa di questo. Sì. Quindi prendo la mandorla di Avola per fare solo questo dolce, la usiamo solo per questo. Cioè ogni tanto facciamo anche qualche piatto del giorno, un pesto alla trapanese per esempio ci facciamo, ma principalmente la uso per questo dolce, quindi mandorla assolutamente di Avola. Proprio qualche settimana fa in un'altra trasmissione di Io Compro Siciliano, Io Compro Siciliano Live, siamo stati, dico siamo perché noi siamo tutto un team, tutta una famiglia, siamo stati in visita al Museo della Mandorla di Avola, che è veramente una bella esperienza perché si racconta appunto la storia della mandorla e anche il fatto che ad Avola, per esempio, questa era una cosa che io non conoscevo prima della visita al museo, che ad Avola si producevano i primi confetti, perché lo zucchero era un prodotto che quando fu importato in Sicilia veniva anche coltivata la canna da zucchero proprio ad Avola e quindi era perfetto il binomio zucchero mandorla e anche ad Avola venivano prodotti i confetti, quindi curiosità sulla Sicilia che si vengono sempre a conoscere visitando i nostri meravigliosi musei dell'arte contadina o anche quelli archeologici che siamo veramente pieni di reperti, di greci, romani, di tutto e di più. Ci stanno guardando anche altri due amici che sono Maurizio Zivillica e Freddy. Freddy ha una bella pizzeria a Siracusa in cui si impegna anche lui a produrre le pizze e il pane con i grani antichi siciliani. Maurizio Zivilli che invece è un po' vostro collega, nel senso che lui è un signorino bellissimo in pensione e tutte le mattine se ci spiglia la prima domanda è: chi mangio oggi? E quindi comincia a cucinare per un reggimento pur essendo in casa soltanto lui e il suo gatto. Poi però ho scoperto che lui cucina in effetti come se fossero 10 a tavola ogni giorno e poi scende il classico panaro perché dona dei pasti anche ai suoi concittadini che magari non possono mangiare ogni giorno perché hanno perso il lavoro, perché hanno difficoltà economiche. Quindi un abbraccio speciale anche a tutte queste persone come Maurizio, generose, che offrono, e qui da noi si dice un ne mangia uno, mangia un quattro, si scince un poco e mangiamo tutti insieme, quindi veramente questo è per dare merito alla generosità del sud. Bravo Maurizio. Qui ho la mia salsa che sta diventando bella densa, quindi in questo momento metto insieme anche le melanzane tagliate a cubetti. Sai Umberto, io facendo le lezioni di cucina ne ho visto di tutti i colori. Quando non avete di intervistare per questi video che fate per lo sud, intervistate me, perché io sai a volte veramente sono disperata. Perché quando mi dicono che mettono a cucinare le melanzane crudde dentro la salsa per fare la norma, sai, soffro veramente. Sì. Quindi anche io ve ne potrei raccontare delle belle. Ma guarda, puoi dire loro che sono liberissimi di farlo, però non chiamate la norma.
fatevi cioè, sarà una pasta con le melanzane. Ma anche no, togliami la libertà di farlo. Ma anche Ma no. io sono molto da questo Diventiamo punto di vista. razzisti, leviamola questa cosa di essere per forza diplomatici, No, non si fa, ma non si sai mette la Alessia, melanzana cruda a cucinare nel pomodoro, per favore. sai qual è la questione, Alessia, secondo me? Che qualsiasi tradizione nella storia è nata sempre da un errore o è nata da una sperimentazione. Quindi se ci mettiamo a bloccare, a inibire queste sperimentazioni, questi errori, che per noi potrebbero essere degli abomini, blocchiamo secondo me la tradizione. Quindi ti dirò, io non la mangerei mai, cioè io la norma la preferisco come la stai facendo tu adesso. Però se c'è qualcuno che la fa in un altro modo, liberissimo di farlo per me. Magari fra 100 anni la norma sarà così come la fanno quelli che mettono No, ma sai cos'è? Perché ti dico questo? Mia nonna, la buonanima, tu andavi a scuola dalla mamma, io andavo a scuola dalla nonna, mi diceva sempre, tu hai benissimo il libero arbitrio, o cucini fritto, o cucini arrostito, o cucini al forno. Perché devi miscelare queste tre cose? Allora, se tu non puoi friggere le melanzane, non le friggere, però non farle così bollite dentro la salsa, tristi, che poi prendono quel sentore amarognolo e che poi se ce le lasci con la buccia dentro, veramente sono terrificanti. E alcuni li mettono prima a bagno nell'acqua e sale, poi li prendono l'acqua e sale e li mettono direttamente nella salsa già salata. Ma mia sta norma a me me ne sembra salata. Partiamo dal presupposto che non è una norma. Partiamo dal presupposto che se tu metti una cosa rincia sale, poi la da sciacquare prima di metterla dentro un'altra cosa salata, se no ti diventa una mammellata di sale. Insomma, per favore, ormai ci sono tantissimi video tutorial, ci sono tantissimi veramente siti in cui potete prendere le ricette. Fatelo, leggetelo, vi prego. Esatto, vero. Allora, senti, io qua sto vedendo questi bellissimi maccheroncini che sono già belli e pronti. E allora li assaggio un po'. Sì, mi sembrano abbastanza pronti. Quindi li vado a scolare. Così andiamo a completare anche questa ricetta. Gli tolgo l'acqua perché nella pasta alla norma l'acqua di cottura non ci serve perché usiamo la salsa di pomodoro. Esatto. E la mettiamo a saltare proprio 2 minuti in padella, ma proprio 2 minuti perché questa è una pasta trafilata al bronzo e quindi va ad assorbire tutto il sugo che abbiamo nella padella. Guardate qua che colore meraviglioso. Molto bello. Guarda, bello. Per fortuna i nostri amici che ci seguono a quest'ora hanno già mangiato, altrimenti poverini sarebbe veramente una cattiveria. Sei stata da denuncia. Sì, sto rischiando moltissimo, sai, in questo periodo, perché obiettivamente le denunce potrebbero piovere a migliaia. Sai, noi siamo un gruppo con tantissime persone, aspetta un attimino che mi ero preso un appunto, siamo 230.734 membri dentro Io Compro Siciliano, quindi siamo tantissimi. Tantissimi. Allora, mettiamo qui. Guarda che bella la buccetta viola della melanzana, sì, che fa contrasto. Io la lascio pure, assolutamente. Viva la buccia. Viva la buccia, sì. Obiettivamente però io ho avuto, sai, dei clienti americani che mi dicevano che le melanzane che trovano negli Stati Uniti hanno la buccia molto molto amara e quindi non è facile da utilizzare. Allora, io aggiungo qualche fogliolina di basilico perché lo adoro, anche perché questo contrasto del basilico fresco con il verde sulla pasta al pomodoro e melanzane sta benissimo. E poi faccio proprio il momento più bello. Ecco, aggiungo le melanzane fritte. Il primo dei due, perché adesso ce ne sarà un altro. Eh sì. Io tra l'altro, sai, l'ultimo, quello che ha fatto piangere il rider, che i nostri amici milanesi
fittizi milanesi, giusto? Perché non so se obiettivamente, nonostante le diete, nonostante li prendiamo sempre in giro che corrono tutto il giorno, però li amiamo e li abbracciamo. Io ho amici milanesi che sono come fratelli, per me e la mia famiglia, quindi li adoro. Penso che nessuno di loro veramente sarebbe in grado di rinunciare all'ultimo tocco finale. Io oggi il tocco finale lo dedico a dei miei amici che stanno sui Nebrodi, perché sto per usare non una ricotta salata, ma una ricotta infornata che mi hanno mandato proprio durante il periodo del Covid a casa. Sono gli amici della Vedetta dei Nebrodi, che è un agriturismo che si trova a San Salvatore di Fitalia. Proprio ci devi andare apposta, perché sui Nebrodi o ci vai perché li ami e li conosci, oppure li devi scoprire. E mi hanno mandato questa meravigliosa ricotta salata che fanno loro con il latte delle loro caprette e delle loro pecore. Quindi oggi diciamo faccio una versione alla Alessia della norma, non usando la ricotta salata ma usando una ricotta infornata. E quindi vado bellissimo, questa ricotta a pioggia. A pioggia, assolutamente. E vado a terminare la mia ricetta. Bellissimo, piatto bellissimo. Piatto bellissimo, è detto da un collega chef che ama la pasta alla norma, lo prendo come un complimento. Questa è la mia pasta alla norma. Oggi non condividerò questa ricetta con voi come le altre settimane, perché ho preferito dare spazio a Umberto e alla sua buonissima ricetta del bianco mangiare, però condividerò la ricetta con voi in settimana, quindi state tranquilli. Adesso Umberto, io mi siederò e mi godrò il tuo spettacolo. Vai, te lo sei meritato. I nostri commenti. Dimmi. Allora, oggi, come vi dicevo, vi faccio il budino di mandorle, di latte di mandorla. Quindi ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è estrarre il latte di mandorla dalle mandorle. Per fare questo io, come tu ti sei accorciato il lavoro con la passata, io me lo sono accorciato mettendo le mandorle in ammollo ieri intorno alle 7, insomma. Quindi ho messo le mandorle in ammollo tutta la notte. Circa mezz'oretta fa, poco prima della diretta, le ho frullate con un mini primer, con un frullatore a immersione, e adesso ti faccio vedere come andiamo a estrarre, come possiamo estrarre il latte di mandorla. Dai, ti do un attimo per prepararti gli ingredienti mentre io leggo gli altri commenti. Vai, allora, ci saluta Francesco Caravello. E dice buonasera Alessia, buonasera anche al tuo ospite Umberto. Francesco è un altro golosone da morire, quindi quando tu tornerai qua in Sicilia ci avrai come tue guide enogastronomiche a tua disposizione, perché con Francesco io ho scoperto degli angoli di Palermo che servivano dello street food delizioso, quindi saremo felici di ospitare te e i tuoi soci anche in Sicilia a farvi vedere un po' cosa ci piace. Ci salutano tantissimi amici, ci saluta Flavia, che è la mamma di un compagnetto di classe di mio figlio. Ciao Flavia, spero che sia tutto bene. Mario Roggio, insomma un po' di amici, Stefania Genovese, che dice sei mitica Alessia, Stefania troppo buona, siamo mitici tutti coloro che lavoriamo e che facciamo il nostro lavoro con passione. Allora Umberto, io ancora non ho le tue immagini perché guardo la trasmissione in differita dal mio computer e quindi immagino che tu starai appunto facendo questa operazione con le mandorle. Raccontamelo. Allora, guarda, intanto ti faccio vedere, dovrò usare un canovaccio, quello che in termine tecnico si chiama upagliazzo. Sì, per filtrare tecnico del nord. Tecnico, esattamente, per filtrare le mandorle. L'importante è che
le maglie di questo pagliazzo non debbano essere né troppo grandi, né troppo larghe, né troppo strette. È necessario che ci sia lo spazio sufficiente per far passare il liquido e trattenere le mandorle macinate all'interno. Ok, ma posso dare anche le dosi oppure su questo ci pensi? Guarda, io sono stata bravissima, ho scritto a mano la tua ricetta perché prevedeva pochissimi ingredienti e quindi chiedo a Davide di condividerla con i nostri amici di Io Compro Siciliano. Perché devi sapere che ormai c'è questa regola per la chef, deve scrivere la ricetta a mano e quindi io ho promesso solo ricette di 6 ingredienti perché ancora devo contare i righi del foglio, quindi la condividerò. Allora, guarda, facciamo così, io ti lascio esattamente 15 secondi, devo prendere il caricabatterie del telefono e magari tu mentre mi dici gli ingredienti, che ne dici? 15 secondi arrivo. Allora, per preparare questo bianco mangiare, che tra l'altro è uno dei dessert più antichi siciliani, ci servono degli ingredienti semplicissimi che tutti possiamo avere a casa, come le mandorle. Ovviamente noi qui in Sicilia utilizziamo la mandorla pizzuta di Avola, che è quella diciamo più famosa, ma è anche quella più locale, è quella proprio locale. Quindi abbiamo le mandorle, dell'acqua e dello zucchero, poi abbiamo del miele e se volete anche in fine cottura ovviamente la maizena per poter fare la gelatina, quindi proprio il bianco mangiare, e poi per decorare potete usare o delle mandorle a scaglie o della cannella o della granella di pistacchio, insomma quello che più vi piace. Io spesso propongo, perché a volte capita che ci sono anche molte persone allergiche alle noci o alle mandorle, quindi non possiamo utilizzare la mandorla, anche un gelo di anguria, quindi del melone rosso che noi chiamiamo melone rosso qua in Sicilia, ma è l'anguria, o anche un gelo semplice di cannella, o un gelo semplicissimo ai limoni, profumatissimo e delizioso a fine pasto, soprattutto dopo un pasto abbondante come quelli siciliani. Quindi mio marito mi dice che tu sei ritornato con noi, quindi stai procedendo allora, no, alla Alessia, devi assolutamente perdonare, ma ho proprio un problema col telefono e adesso mi collego dal computer, va bene? Quindi esco e rientro nella diretta, va bene? Arrivo subito. E allora, quindi, amici di Io Compro Siciliano, stiamo parlando dei dolci al cucchiaio siciliani. Ovviamente i più famosi sono altri dolci, quindi la cassata siciliana, le mine di Sant'Agata, o i nostri dolci di mandorla che sono famosissimi, però un altro dolce ottimo da poter realizzare con pochissimi ingredienti, quelli che abbiamo a casa, e possiamo anche realizzarlo per tutti quanti, quindi anche per i nostri amici celiaci possiamo realizzarlo senza problemi. Possiamo realizzare un semplice gelo, il bianco mangiare perché una volta in campagna si aveva la possibilità di avere moltissime mandorle, quindi non si veniva ad utilizzare in estate il latte di mucca, che di solito in estate non veniva bevuto perché le mucche non mangiavano erba fresca, ma semplicemente l'erba il fieno. Quindi il loro latte non aveva grande sapore e allora si utilizzava il latte di mandorla, e da lì è nato il latte di mandorla, la granita, il bianco mangiare e tutto ciò che viene appunto dalle mandorle. Volevo vedere insieme a voi se ci sono altri commenti. Mi rendo conto che l'orario è quello da pennica, ma io spero di farvi anche un po' da caffè e ammazza caffè. Ci saluta il nostro amico da Boston, Larry. Larry, io non so, ma tu che ci fai a quest'ora alzato? Cioè, perché veramente ci sono almeno 7
7 o 9 ore di cambio d'orario e tu sei qui con noi, quindi ti ringrazio veramente. Spero che le ricette che stiamo proponendo e le nostre storie sulla Sicilia ti facciano compagnia. Per quanto riguarda i dolci, un altro dolce che io cercherò di proporvi più avanti sarà la granita. La granita perché voglio dire, soprattutto nella Sicilia orientale, nulla me ne vogliano gli amici della Sicilia occidentale, siamo bravissimi a fare le granite e quindi la colazione siciliana dell'estate è proprio quella della granita con la brioche, a brioche lunga o a brioche con tuppo. Questa è una delle cose che molto spesso i nostri amici che stanno in altri paesi o semplicemente in altre regioni d'Italia manca moltissimo, perché la granita di mandorla mischiata con un po' di granita di caffè, la panna e la brioche a colazione, diciamo che è veramente un delirio. Oggi volevo ricordarvi che abbiamo ospite, per chi si fosse collegato adesso, Umberto Pavano. Lui è un giovane chef imprenditore che si è trasferito da Floridia, un piccolo paesino, insomma, una provincia di Siracusa, si è trasferito a Milano e con altri 4 amici del sud ha aperto un ristorante terrone che si chiama Slow Sud. Slow Sud perché noi siamo sempre in ritardo e anche oggi lui lo sta dimostrando che non è cambiato per niente, perché non si era caricato la batteria del telefonino e quindi sta facendo aspettare la chef adesso ci sono. Guarda, no. Io non lo vedo che tu già ci sei, ma me lo sta dicendo Damiano e quindi mi fido. Allora, se sei pronta a ricominciare? Mi senti? Sì, ti sento. Allora, un milanese vero non avrebbe mai fatto un errore del genere, proprio ma sai, sono i rischi del mestiere. Io lo sapevo che che avendo un ospite del sud può ritardare e poi non riuscite a fare la salsa in diretta e tu non sei stato organizzato col telefono. Allora, io ti ho beccato che stavi parlando della granita. Sì. E mi inserisco anch'io in questo discorso dicendo che il bianco mangiare che preparo oggi, nel bianco mangiare ci saranno ancora le buccettine, la pellicina delle mandorle. Solitamente il bianco mangiare, il latte di mandorla si fa con la mandorla spellata, quindi mandorla assolutamente bianca. Il nome infatti bianco mangiare perché è proprio bianco. Certo. Però sappiamo che in Sicilia da noi la granita di mandorle si fa sia bianca sia con la buccia. Io ti devo confessare che preferisco quella con la buccia perché ha un sapore un po' più rustico e deciso. La stessa cosa la sto facendo adesso nel bianco mangiare, quindi ho messo in ammollo, come ti dicevo prima, le mandorle con tutta la pellicina. Le ho frullate con tutta la pellicina, sono ancora con tutta la pellicina e adesso le filtriamo. Allora, vediamo se riesco a... Come vedi, dai, abbastanza bene. Considera che io non ho l'operatore, tu hai Damiano lì, io sono da solo qui a casa. Ma io Damiano non te l'ho capito, quindi c'è un rapporto diverso. Non potresti mai rinunciare. Allora, guarda, questo è praticamente quello che viene fuori. Ho frullato le mandorle nella stessa acqua in cui sono state in ammollo. E adesso le filtro, quindi semplicemente le metto nel panno. Sotto al panno ho messo uno scolapasta e poi un contenitore di plastica. Bene, finalmente vedo le immagini anche io, quindi posso capire oltre che sentire quello che stai facendo. E anche se qui non sto friggendo nulla, ti assicuro che il profumo della mandorla è proprio... Lo conosco bene, lo conosco bene. E allora, lo immagino. Questo è quello che sta succedendo, cioè esce tutto il liquido, solo e soltanto il liquido. Certo, quindi anche se tu hai lasciato le bucce, praticamente le bucce daranno il sapore all'interno del latte, però non andranno ad infastidire quando si mangia il dolce al cucchiaino. No, assolutamente no, non infastidiscono, lasciano solo il sapore, lasciano il colore un po' più marroncino grigiastro, quindi infatti non sarà appunto bianco. Però al di là di questo, poi il latte che ne viene fuori è assolutamente liscio, come un latte di mandorla normale.
Quindi diciamo, noi qui in Sicilia, vedi tu, stai facendo il dolce come si faceva proprio anticamente, Esatto. mentre io molto alla sbrigativa avrei usato semplicemente un panetto di mandorla con lo zucchero già pronto, sarei andata a mischiarlo con l'acqua e ci avrei fatto il gelo proprio molto velocemente. Quindi invece questo tuo modo di fare il gelo di mandorle è proprio il modo originale previsto dalla ricetta in origine, e questo è il modo anche in cui tutti quanti possono bere il latte di mandorla, anche chi non può mangiare lo zucchero e quindi non può andare a bere quel latte di mandorla molto zuccherato come quello che troviamo in commercio. Allora, guarda, ti faccio vedere cosa mi rimane. Questo è tutto lo scarto, che tra l'altro non posso neanche usare per decorare. Oddio, potrei usarlo per decorare, ma ti assicuro che in questo momento è assolutamente senza sapore, perché tutto il sapore è stato trasferito qui nel latte. Cioè, in questo momento questo qui non sa di nulla. Quindi, se vogliamo, magari la tostiamo un po' in forno e la mettiamo poi come decorazione. Come decorazione, sì. Questo è il latte di mandorla che ho ottenuto. Vedi che ha un colore più scuro rispetto al latte di mandorla tradizionale. Certo. Allora, adesso, essendo un budino, lo dobbiamo cuocere. Cosa mettiamo? Maizena, poi mettiamo dello zucchero. Io in questo caso sto usando zucchero al velo vanigliato, perché c'è un leggero aroma di vaniglia che sta molto bene con la mandorla. Se non si ha lo zucchero al velo a disposizione va benissimo lo zucchero normale, il zucchero semolato. Poi metto un po' di miele. Ovviamente ricordo agli amici di Io Compro Siciliano che Umberto sta cucinando da casa, perché ancora diciamo non siamo tutti a pieno regime con il lavoro, quindi oggi ci ha potuto concedere queste 2 ore di tempo per preparare insieme a noi il dolce per la chef golosa. Esatto. Allora aggiungo, vedi, una piccolissima quantità di latte di mandorla solo per sciogliere gli ingredienti, e appena li avrò sciolti metto il resto. Questo è, diciamo, il segreto per non far venire i grumi durante la cottura. Perché i grumi si formano quando si incontrano 2 densità troppo diverse. In questo caso, se aggiungiamo poco a poco, avviciniamo le 2 densità, quindi sarà più facile mischiarle. Certo. Quando si cucina una crema possiamo anche dare un altro suggerimento, possiamo accorciare i tempi di cottura mettendo a riscaldare il latte prima di mischiarlo con la maizena e con le uova, in modo tale da avere tempi di cottura più brevi, e quindi sarà più facile preparare una crema bianca o anche una crema al cioccolato. Sai, io preparo moltissime torte perché noi siamo golosissimi in famiglia, e quindi faccio sempre le varie creme, le varie torte per i compleanni, anche semplicemente per la domenica in famiglia, quindi do sempre consigli per una ricetta molto smart, come si usa dire adesso, per poter realizzare anche i dolci in casa. Stai già pensando a cosa preparerai quando verrò ospite a casa tua? Ah, guarda, non è che avrai l'imbarazzo della scelta, perché in questo momento io vivo esattamente a metà tra 2 città, quindi vivo tra Palazzolo Acreide e Siracusa, quindi a Palazzolo ormai ho l'orto, riesco a trovare della carne sia di bovino che di maiale, buonissima, quindi spesso riesco anche a mangiare la salsiccia del presidio Slow Food di Palazzolo prodotta con il suino nero, ma anche riusciamo a trovare carne locale, perché sai, qua in Sicilia abbiamo una grande fortuna, abbiamo tutto a portata di mano, siamo un'isola che può essere indipendente e quindi riusciamo a trovare la farina buona, riusciamo a trovare il miele meraviglioso delle nostre api nere siciliane,
riusciamo a trovare la carne locale, quindi si sta benissimo. E poi stamattina sono stata al mercato e ho comprato anche del buon tonno rosso siciliano, e quindi domani, se venivi domani per esempio, avresti potuto mangiare le cotolette di tonno con i pipo arrostuti. Ma scusa, tu perché non mi hai avvisato prima? Lo sai che sto un po' fuori mano. Perché ne ho comprato solo 4 fette. Ah, ok, voi siete in 4. No, sto scherzando. Allora, se vengo mi porto ormai, di tonno, sai, io sono stata pescivendola per molti anni, quindi i miei colleghi pescivendoli mi conoscono e sanno che per noi il 4 non è un numero perfetto e quindi abbondano sempre. Quindi ho preso del tonno anche da portare in omaggio a mia suocera. Perché sono anche una brava nuora, penso anche a mia suocera, le ho preso una fettina di tonno e una fettina di surra, perché la settimana scorsa abbiamo avuto pure una discussione sul tonno, che il tonno diciamo è un po' il maiale del mare, quindi non si butta via niente. Essendo una pescivendola, io so benissimo che a surra è meglio la tonnina. Traduco per i nostri amici del nord, significa che la parte dell'ombelico, della pancia del tonno è migliore del tonno, anche del filetto di tonno, perché in qualsiasi modo viene cucinato, non diventa mai asciutto e stopposo. Quindi del tonno si utilizza tutto per fare il ragù di tonno, per fare altre ricette, il sushi, ma diciamo un carpaccio. Più che sushi, usiamo una parola italiana che tutti possono comprendere bene, e quindi stamattina ho comprato dell'ottima tonnina. Bene, benissimo. Noi il ragù di tonno invece lo abbiamo fatto stamattina al ristorante come piatto del giorno. Hai visto? Quindi anche a distanza mangiamo le stesse cose. Esatto. Allora, intanto ti dico cosa sto facendo. Appena ho finito di mescolare tutto, ho aggiunto anche un pizzico di sale, che anche nei dolci in alcuni casi non guasta assolutamente, anzi certo. quel tocco di sapore esalta di più i sapori. Mi sono trasferito sui fornelli, ho messo la pentola a fuoco. Ti sto vedendo adesso, sì? Stai vedendo? Adesso devo continuare a mescolare fin quando non inizia quasi a bollire. Quando inizia a sobbollire, lo spengo, quindi poco prima dell'ebollizione vera e propria, lo spengo e lo lascio raffreddare. Nel frattempo saluto gli amici che si sono aggiunti a guardarci, a divertirsi con noi in cucina. Saluto Zaira Bella, un bacione anche a te e alle bimbe con tutto il mio cuore. Saluto Rosa Saleri, saluto Daniela Losecco. Daniela è una mia amica guida turistica di Palermo, con cui ho collaborato spesso durante le lezioni di cucina, che adesso sta lavorando anche lei per far ripartire il turismo in Sicilia, il turismo esperienziale, quello che piace a tutti e che vi invito a provare, perché dopo parecchi mesi che siamo stati a casa, anche i nostri bambini hanno voglia di rincontrare i loro amici, quindi manteniamo le distanze, manteniamo tutti i sistemi di sicurezza, però ecco, viviamo un po' all'aperto per riprenderci un po' tutti il nostro tempo che ci è stato tolto o che ci è stato donato, a secondo del modo di vedere un po' le cose. Siamo qui in compagnia di Umberto, che è un giovane chef, imprenditore, che dalla Sicilia si è trasferito a Milano e che ci ha reso orgogliosi durante questo periodo del Covid, perché lui e i suoi soci al ristorante hanno deciso di chiudere al pubblico, come sono state date le direttive da parte del governo, però ogni giorno hanno donato dei pasti caldi fatti in casa e con tanto amore ai medici e agli infermieri degli ospedali di Milano. Ma senti, questa idea a chi è nata? Allora, è nata ai miei soci in realtà. Possiamo dire i loro nomi? Chi sono i tuoi soci? Assolutamente sì. Allora, Tony e Luca sono i miei amici di Floridia, Andrea è il mio amico socio di Catania e Alessandra è la mia amica e socia di Foggia. Di Foggia.
Bene, Esatto. quindi un saluto a tutti loro da parte nostra e da parte di tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Questa idea si è venuta ad Andrea, uno dei miei soci, appunto, che aveva visto queste immagini dei dottori, come ti dicevo prima, che pranzavano proprio in condizioni molto improvvisate. E allora ha detto, ma perché non portiamo qualcosa al sacco nel senso l'ospedale, non il pranzo, cioè il pranzo al sacco, non come quello in gita, ma quello all'ospedale. Allora abbiamo semplicemente chiamato al numero di telefono che c'era sul sito dell'ospedale Sacco, ci hanno detto sì ragazzi ci farebbe tantissimo piacere, una bellissima iniziativa, abbiamo preso appuntamento. Poi da lì abbiamo iniziato a spargere la voce, c'è chi tra di noi aveva dei contatti di infermieri o medici, allora abbiamo iniziato a contattare anche loro in amicizia, così. Poi a un certo punto abbiamo esteso l'appello anche ad altri ristoratori di Milano, tramite una pagina Facebook, un gruppo Facebook di cui facciamo parte, e praticamente hanno aderito tantissimi ristoranti, dal ristorante più piccolo a quello più grande, magari la catena con 5-6 punti vendita solo a Milano. La mia socia Alessandra ha gestito praticamente tutta la parte organizzativa, perché ogni settimana stilava un calendario con tutti i ristoranti che consegnavano e in quali ospedali andavano a consegnare. E quindi insomma ci siamo tenuti impegnati così, è stata proprio una bella esperienza. Intanto ti interrompo un attimo che ti faccio vedere cosa sta succedendo. Allora si è molto addensata adesso, capisci che siamo arrivati quasi al momento giusto quando la frusta inizia a lasciare dei solchi nel budino. Quindi a questo ricordiamo che ci stai preparando il bianco mangiare di mandorle. Esattamente. Quindi vedi, a questo punto, mentre io giro, non so se magari si riescono a vedere, e rimangono un po' i solchi delle fruste. A questo punto manca solo un minuto e mezzo al massimo e il bianco mangiare è pronto. Bene, tu dici, noi ci siamo impegnati così, lo dici così in modo semplice, come se fosse una cosa, la cosa più normale di questo mondo. Invece quando io ho visto un servizio alla RAI che vi intervistava e ho visto con quanta umiltà avete raccontato e affrontato questa situazione, mi sono sentita veramente molto orgogliosa. La nostra amicizia è nata così un po' per caso, perché avete visto un video di Damiano che è pubblicato sulle erbette siciliane, e quindi poi lo avete contattato e la nostra amicizia è nata proprio così per caso, per far conoscere le erbette spontanee anche ai vostri amici delle pagine Facebook, insomma dei vostri social media. Guarda, ti dico Alessia, per noi ci siamo resi conto della grandezza di questa operazione solo quando ce l'hanno detto gli altri, perché per noi era una roba normalissima, cioè cosa c'è di più normale di portare una teglia di pasta al forno a una persona che magari ha una giornata pesante, un attimo stanca, non so, ha bisogno di 10 minuti di felicità. Per noi non esiste nulla di più normale, e quindi noi nella nostra mente non abbiamo fatto assolutamente nulla di speciale, anzi abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, che è quello di dar da mangiare alle persone. E questo vi fa ancora più onore, guarda. Vista dall'esterno, questa cosa vi fa ancora più onore e ci rende ancora più orgogliosi. A che punto siamo con la nostra bianco mangiare? Allora, adesso praticamente ognuno di noi a casa, tranne me, ognuno di noi a casa ha uno stampo del budino. Mia mamma, per esempio, ha tutte le forme strane, il pesce, l'anatra, quella di terracotta. Esattamente, tutte queste cose. Io invece non ne ho nessuna, infatti tra l'altro se volete il 10 giugno faccio il compleanno, se mi volete regalare qualcosa va bene, provvederemo. Arrivo subito. Io dovrò usare delle coppettine di alluminio usa e getta. Se ti dico come mi sono ridotta io a casa durante questo periodo Covid per non uscire, ho messo in forma il budino per i miei figli nei barattoli della salsa. Ecco, poi questo è fatto
Perché dato che ormai finalmente anche qui in Sicilia si è cominciata a fare la raccolta differenziata, Sì, io evito di acquistare appunto queste formine di alluminio, di plastica, eccetera, ok. eccetera. E allora ormai ho fatto adattare la famiglia a mangiare il budino in questi barattoli della salsa, che è anche un modo carino per presentare il budino, però ormai si sono adattati, quindi ti capisco benissimo e va bene Bene. anche la formina di alluminio. Allora, mi sposto un attimo e ti faccio vedere intanto, questa è la densità della crema, del budino, e adesso semplicemente lo metto nella coppettina e aspetto. E si mette a raffreddare, si lascia Esatto, raffreddare. aspettare un'ora a temperatura ambiente, assolutamente vietato metterlo in frigo per motivi che sappiamo tutti, quindi un'ora raffredda a temperatura ambiente, dopodiché 2 ore in frigo, e dopo queste 3 ore di raffreddamento totale sarà pronto per essere scoppato, quindi per essere rovesciato al contrario in un piatto e consumato. Sai, quando mia nonna ha cominciato ad usare queste coppettine in alluminio, che per lei erano cose, figurati, super moderne, perché appunto lei aveva Sì, sempre utilizzato queste formine di terracotta con i certo. piedini di sotto e poi le rigirava, che anticamente venivano usate soprattutto per la marmellata Sì, di mele cotogne, per dare questa forma tipica alla marmellata di mele cotogne. Lei mi disse, sai cosa ho capito? Che cosa? Non fare appiccicare un budino che poi si gira buono, a bagnare prima. Quindi per non, lo dico alle amiche che poi sì. magari fanno disastri in cucina, come capita spesso anche a me, perché sono una cuoca pasticciona, quindi tutti i consigli che io do li do perché sono cose che sono capitate a me in prima persona. Esatto. Io bagno la formina, così poi quando mettiamo la cremina bollente, al momento di rigirarla si rigirerà senza dover utilizzare un coltello per spiccicare o altro. Quindi io però immagino che tu già fai una... Io immagino che tu hai però già un gelo pronto, un bianco mangiare pronto da farci, da mostrarci. Allora, no, ti manderò una foto. Ah, ce l'ho pronta. Cioè tu oggi mi stai dando conferma Eh, che nonostante sei al nord esatto, da certo 5 anni, non hai 8 anni. imparato niente. Minchia, il cazziatone mi sto prendendo. Il cazziatone di Alessia, non me l'aspettavo. Va bene, e Allora, allora? Alessia, ci vuole, come in ogni ricetta tradizionale, ci vuole pazienza, giusto? Quindi pazientiamo 3 ore, se vuoi fra 3 ore ci rivediamo qui a casa e ti faccio Va bene, amici. la scoppatura. Così però tu mi uccidi. Allora, amici, rinnoviamo il nostro appuntamento. Francesco Caravello, se ci stai vedendo alle 6 non ti puoi connettere perché ci saremo di nuovo io e Umberto. Dobbiamo mangiare. Cosa dobbiamo mangiare? Che ancora so frittare, perciò alle 6 non puoi andare in diretta. E allora facciamo una cosa, amici di Io Compro Siciliano Chef, oggi abbiamo realizzato con il commento del nostro amico Umberto Pavano la pasta alla norma. Ve la presento e qui ci vorrebbe una musichetta di sottofondo. Poi, se vorrete, intorno alle 6 ci potrete pensare perché ci sarà pronto in frigorifero anche il gelo, anzi anche il bianco mangiare realizzato con molta pazienza e molta sapienza dal nostro amico Umberto Pavani di Slow Sud, Slow, non so se rendo chiara l'idea. E quindi vi diamo appuntamento io e Umberto intorno alle 6 in aperitivo social con Francesco Caravello, che sarà così gentile da ospitarci per farci vedere il bianco mangiare realizzato in diretta con voi. Allora salutiamo Umberto, che dici? Grazie mille dell'invito. Grazie a te, mi sono divertita. Per il canale e per il gruppo, insomma, state andando alla grande.
Grazie Umberto, voi siete un nostro grande orgoglio e sono stata felicissima di averti avuto ospite oggi qui. Ti saluto e ti abbraccio, un abbraccio anche ai tuoi soci e amici, perché penso che più che soci sono amici e fratelli. Ringrazio tutti di averci seguito e vi do appuntamento a mercoledì, in cui sarò ospite di Francesco Caravello in Aperitivo Social. Stavo scherzando, non vi torturerò anche oggi alle 18, quindi vi auguro un buon weekend e vi voglio bene. Ci vediamo sabato prossimo con un altro appuntamento e un altro fantastico ospite su Io Compro Siciliano Chef. Ciao e grazie. Ciao Umberto, un bacio a tutti. Grazie Alessio, un abbraccio a Damiano. Grazie. Ciao. Ciao.